Il presidente russo Putin si è congratulato con Donald Trump per l'elezione e ha detto che il piano di Trump merita di essere ascoltato. È verosimile che i due presto lo faranno e che questa insensata e nefasta guerra in Ucraina cessi il più presto possibile. Una guerra nefasta per i popoli europei, per il popolo ucraino, per il popolo russo, per quello italiano, per quello francese, per quello tedesco. Una guerra che ha distrutto e sta distruggendo l'Europa. Intanto è tornato a parlare Mario Draghi e che cosa ha detto? Ha detto che l'Unione Europea dovrebbe negoziare con gli Stati Uniti di Trump in spirito unitario e che è possibile spendere il 2% del PIL in armi come vorrebbe Donald Trump per la NATO. E allora c'è sempre una sola certezza: la verità sta esattamente all'opposto di quello che dice Mario Draghi. Ciò significa che l'Italia dovrebbe negoziare con Donald Trump, altro che l'Unione Europea in spirito unitario, e che l'Italia non deve assolutamente spendere il 2% del proprio PIL per la spesa di armi e per la NATO. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.